Lo scultore Gino Casanova nasce nel 1927 a Lanconetta, un piccolo borgo vicino alla città di Belluno, da una famiglia contadina. Fin da bambino ammirava le statue dei santi nel Duomo di Belluno e diceva alla mamma: se sapessi farle io. Alcune erano dello scultore Valentino Pancera Besarel, erede di una tradizione che raggiungerà poi anche Casanova, come ha ricordato lo storico Marco Perale. Gino Casanova scopre la sua vocazione dopo la morte del nonno, realizzando un ritratto sorprendente con la creta trovata nel campo. Il suo primo maestro è il padre dello scultore Franco Fiabane, Berto, col quale realizza anche la copia della statua di San Gioatà, che si trova tuttora sulla fontana della piazza del Duomo. Ma l'esperienza più importante è quella maturata in Lussemburgo e in Francia accanto a scultori di alto livello. Rientrato a Belluno, realizza molte opere, tra le quali 2 statue in legno del Sacro Cuore di Gesù per le chiese di Soverzene e di San Tommaso a Gordino. Approda poi alla Scuola d'Arte Beato Angelico di Milano, dove in 30 anni di attività realizza centinaia di opere, soprattutto grandi altari in pietra, destinati alle chiese di Milano, della cintura milanese e di altre città. Alcune opere arrivano anche da noi. Tra queste l'Annunciazione, un tabernacolo in legno per la cappella gotica del Seminario Gregoriano di Belluno, una Via Crucis in terracotta per la chiesa di Cavarzano e un altare in pietra per la chiesa di Tisoi. Il critico Giorgio Segato osserva che l'esame delle sue opere spinge a spostare la valutazione dal piano solidissimo e riconosciuto del mestiere a quello di una valutazione estetica di una creatività di alto rango, sostenuta sempre dall'ispirazione religiosa. Nel 2004 Belluno gli dedica una mostra alla Crepadona e una monografia da me curata, nella quale ho scritto tra l'altro: non indulge nella eccessiva cura dei particolari, perché il suo intento è sempre quello di favorire in chi le accosta la possibilità di scoprire dietro le forme quella voce del silenzio che egli amava evocare. Gino Casanova era un uomo di fede e il vescovo Vincenzo Savio lo ricordò come un artista che ha fatto della bellezza e della lode a Dio il suo programma di vita. E il priore Enzo Bianchi ne colse profondamente lo spirito scrivendo: le sue opere, che hanno accolto in sé le impronte del Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, lasciano che lo sguardo vi si posi, penetri al di là, oltre la pietra, la creta, il legno, verso il cuore stesso di Dio. Già anziano, Gino Casanova accettò di realizzare le sue ultime opere proprio per noi bellunesi, l'altare e l'ambone per la chiesa del Mas Peron. Morì a Milano a 80 anni nel 2007.